placano le tensioni al Teatro La Fenice dopo le dimissioni di Muti. Interviene il sindaco Brugnaro. Inaccettabile, dice. Vogliamo sicurezza, la moschea potrebbe aiutare, non mollano i cittadini esasperati per il degrado in via Giustizia a Mestre. Azione deciderà nelle prossime settimane se schierarsi col centro-sinistra o col centro-destra alle prossime elezioni comunali. A Palazzo Balbi il punto dell'assessore Bond sulle difficoltà del comparto agroalimentare veneto. Ruba la bici di un bambino, gli agenti di polizia rintracciano il ladro e riconsegnano il mezzo al piccolo proprietario. Da oggi nelle farmacie veneziane disponibili 2500 esemplari di un braccialetto che può rilevare se una bevanda contiene la droga dello stupro. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Sempre più infuocato il clima alla Fenice dopo la rinuncia dell'incarico di consulente esterno da parte di Domenico Muti, che ha parlato di un clima che non consente di operare con serenità. Duro il sindaco Luigi Brugnaro, secondo cui è inaccettabile che sulla fondazione decidano i sindacati. Finché io sono lì non è accettabile che un sindacato possa decidere cosa fa un sovrintendente. Non è accettabile. È un dirigente ed è libero nelle sue scelte. Tra l'altro che io approvo davvero tanto. Il lavoratore fa il lavoratore, il musicista fa il musicista e il dirigente fa il dirigente. Su questo bisogna fare una battaglia perché sennò non abbiamo più capito niente. Il conflitto alla Fenice non solo non appare vicino ad una soluzione, ma si arricchisce di altri fronti. L'ultimo è la consulenza triennale da 30.000 euro annui per Domenico Muti con il ruolo di procacciatore d'affari. Una scelta contestata dai sindacati, visto che avveniva mentre il welfare ai dipendenti del teatro era stato congelato come apparente ritorsione, sostengono i sindacati, alla protesta contro Beatrice Venezzi. Domenico Muti comunque ha rinunciato all'incarico di consulente della Fondazione Teatro La Fenice, parlando di un clima che non consentirebbe di operare con serenità. Presa di posizione del sindacato vergognosa, perché chi gli avrà suggerito di fare questo sicuramente, ci sono degli interessi, è evidente questo, perché intanto stiamo parlando di due contratti diversi tra l'altro, di cifre che sono completamente diverse rispetto al welfare. Il welfare l'abbiamo sospeso, l'ho già detto, perché avevano minacciato di far scioperi l'ultimo dell'anno. È il diritto a far sciopero, è un diritto anche di chi fa bilancio di tener conto di queste prerogative, sono diritti reciproci uguali, perché io non posso approvare un welfare quando sei in presenza di uno sciopero che aveva portato via il 12% del fatturato del teatro. Secondo CGIL, CISL, UIL e FIALS, il problema non è il clima difficile di cui parla Muti o le presunte pregiudiziali politiche nel caso della Venezzi, ma il modo in cui il sovrintendente Nicola Colabianchi gestisce incarichi e nomine senza mai riuscire a costruire condivisione, trasparenza e autorevolezza. Nel dibattito poi è entrata anche un'altra consulenza da 39.000 euro con l'agenzia milanese di comunicazione Barabino e Partners. Colabianchi, nella piena autonomia e nel pieno suo diritto, che io condivido, ha firmato un contratto prima di Natale da 30.000 euro, che non c'entra nulla con i 600.000 che erano in ballo per il welfare, per cui stiamo parlando di cifre completamente diverse. L'altro invece, quello alla società di consulenza, è stato firmato a gennaio, quando invece sapevamo che i conti erano già a posto e per cui poteva permettersi il lusso, e lui l'ha fatto per conto suo e ha fatto benissimo. Per cui tutta questa continua uscita, vedete che dopo la mia intervista sarà un'altra uscita di nuovo dei sindacati eccetera, questo svaluta il ruolo anche del sindacato. Beh, è chiaro che ormai sono in mano ai dipendenti della fondazione. Vogliamo più sicurezza e anche la moschea potrebbe aiutare in questo. I cittadini esasperati per la situazione in via Giustizia a Mestre non mollano e stanno raccogliendo migliaia di firme. Noi crediamo di mettere in sicurezza via Giustizia, che sia fatta una cosa come si deve, perché hanno riaperto il drop-in da qualche mese, ma è tutto allo sbando, manca la polizia totale, nessuno pulisce la strada. Veritas passa ogni tanto, prende su qualche carta e dopo va via, ma non viene pulito. Dopo bisogna lavare tutte le mattine, perché questi qua hanno le siringhe, si fanno le dosi e non va bene, i bambini passano a piedi con la mamma, è pericoloso da morire.
morire. Per questo Favaretto, titolare della carrozzeria di Via Giustizia a Mestre, che ha subito decine di furti, ha avviato anche una raccolta firme. Abbiamo cominciato domenica, siamo già a 796 firme e in ogni modo supereremo le 3000. Se non abbiamo risposte entro martedì che abbiamo chiesto, saremo molto pesanti dalla settimana prossima. Commercianti e residenti sono esasperati, pretendono un'azione immediata. In questo contesto anche la volontà della comunità bengalese di far sorgere la discussa moschea contrastata dalla Lega proprio in Via Giustizia è condivisa. Vedendo come stanno lavorando questi ragazzi, io sono favorevole, perché la moschea loro stanno pulendo, nessuno ha mai pulito, è 40 anni che qui era una cosa, stanno trovando di tutto e dopo, quando le persone sono regolari in Italia, per me possono avere qualsiasi colore, di qualsiasi nazionalità, è importante che facciano le cose come si deve. E così è, come evidenzia il portavoce della comunità bengalese che sta seguendo passo dopo passo il progetto. È un posto che era abbandonato, degradato, pieno di macelli, pieno di erbacci, sembrava quasi una giungla inaccessibile e dove c'erano tantissime persone del drop-in che venivano qua a vivacchiare, a farsi di tutto. Noi cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di dare almeno un minimo di dignità a questo posto, quindi ripulendo a spese nostre. Il progetto di oltre 20 milioni di euro, assicura Aulader, riqualificherebbe nettamente la zona, rendendola anche più sicura, prevedendo spazi e giochi per i bambini, un auditorium, un ristorante, una biblioteca e forse anche una piscina. L'appello va alle istituzioni. Al futuro sindaco, alle future amministrazioni, in modo che capiscono che c'è una comunità importante come quella bengalese che chiede un posto dignitoso da tantissimo tempo, come questo posto, questo luogo è abbandonato, perché non dare a una comunità che vive dignitosamente e che vive in tranquillità in questo posto da ormai 50-60 anni. Torniamo a parlare dell'incidente mortale che si è verificato sulla Romea ieri nel tardo pomeriggio, nel quale ha perso la vita un bengalese, pesantissimi anche i disagi al traffico. Il sindaco ha deciso di chiedere un incontro urgente sui percorsi alternativi. L'ennesimo incidente mortale è avvenuto lungo la Romea, in cui ha perso la vita un 44enne bengalese, commerciante di frutta e verdura a Mestre, papà di 2 bambini, ha riacceso i riflettori sulle criticità di uno dei principali assi viari del Veneto, con conseguenze particolarmente difficili per i pendolari. Centinaia di persone dirette a Chioggia e Venezia sono rimaste bloccate per ore. Tantissimi messaggi dai cittadini al sindaco Armelao. Questo chiaramente mi impone di dover richiedere un incontro all'ente di governo, alla città metropolitana, proprio per studiare in maniera definitiva la possibilità di creare dei percorsi alternativi, diciamo fruibili, percorribili da parte dei bus di Arriva Veneto, anche perché ieri c'è stata l'ennesima paralisi totale, gente che ha anche perso il volo dall'aeroporto di Tessera, gente che ovviamente non tornava più a casa con il pullman, invece ovviamente allarmati da questo blocco ennesimo della Romea, tantissimi pendolari hanno deciso di ritornare a Chioggia tra via Acqua. Ecco, quindi è una situazione che si trascina da tantissimo tempo e ovviamente ci obbliga a creare dei veri percorsi alternativi. Ed ora la politica. Azione deciderà nelle prossime settimane se schierarsi con il centrodestra o il centrosinistra alle prossime comunali. Buongiorno, come state? Come va? Ciao Carlo. Carlo Calenda è a Mestre per l'inaugurazione della sede di Azione in via Caneve e anche per ribadire a circa 2 mesi e mezzo dalle elezioni comunali di Venezia l'anima profondamente centrista di un partito che proprio per la sua collocazione decide di volta in volta con chi schierarsi. E sarà così anche nella scelta tra Andrea Martella e Simone Venturini. Stiamo verificando i programmi dei candidati, i programmi delle coalizioni, la qualità di quello che dicono, stanno discutendo loro perché è giusto che sia una scelta presa a livello locale. Faremo sul merito come al solito e quando saremo pronti ad annunciarlo lo annunceremo. In Azione il dibattito è aperto, così come lo era stato alla vigilia delle elezioni regionali venete, quando l'appoggio a Giovanni Manildo era arrivato al termine di un confronto interno al partito. Ora il punto di partenza è il giudizio su 11 anni di centrodestra e di amministrazione Brugnaro. Certamente c'è una questione di conflitto di interessi che non va bene mai,
ok? Che non è stata gestito propriamente. Dopodiché io credo che dal punto di vista gestionale i veneziani hanno dato un giudizio positivo nella riconferma del sindaco. Non so quale sia oggi la loro percezione, credo non esattamente la stessa, ma quello che importa a me è cosa si propone il prossimo sindaco, perché questa è la cosa che è veramente rilevante. Criticità Calenda ne vede anche nell'altro schieramento, dove a preoccupare, dice, la possibile presenza in coalizione di esponenti del cosiddetto partito del no. Ma a tenere banco in queste ore anche a Mestre è la crisi internazionale dovuta alla guerra in Iran e le conseguenze sul caro energia che per l'Italia si annunciano peggiori che per altri paesi. Ha chiesto una sospensione dell'ETS a livello europeo, perché non puoi pagare oltre quello che paghi dell'energia anche una tassa sull'emissione. Questa è l'unica cosa che si può fare in tempi molto brevi. Poi ci sono altre cose. Io ho detto a Meloni 100 volte e pubblicamente che società di distribuzione e trasmissione come Terna nel distribuzione facciano utili superiori a quelli di Hermes sulle spalle degli italiani in bolletta, è una roba che non sta né in cielo né in terra. 67 voti per Andrea Martella, 44 per Resistere Veneto di Riccardo Zumschi, 0 per Giovanni Andrea Martini. Sono i risultati del voto dell'Assemblea di Terra e Acqua 2020 su chi sostenere alle prossime comunali di Venezia. La scelta della lista civica guidata da Marco Gasparinetti non è ancora però definitiva, non essendo stato raggiunto il limite dei 2/3 dei voti sarà necessario un ballottaggio tra Martella e Resistere Veneto. Auspicandosi una convergenza di Terra e Acqua con la coalizione di centrosinistra, Andrea Martella ha definito il voto un segnale positivo. Al tavolo regionale per la crisi della produzione di barbabietola da zucchero, il punto sulla salute dell'agroalimentare veneto. I grandi disseminativi sono la punta debole del sistema. Soia, colza, barbabietola, cereali come orzo, grano, ma ad attraversare una crisi profonda e soprattutto il mais, in un territorio come quello veneto che segue l'intera filiera del mangime e non solo. Ci troviamo in una situazione in cui ci arrivano migliaia di tonnellate dall'Ucraina, come sembra in prospettiva a settembre-ottobre il prezzo è destinato a calare ancora di più. I conflitti in corso fanno schizzare i prezzi dei carburanti, rendendo ancora più difficile la produzione e la coltivazione di prodotti che già versano in una condizione di crisi. Siamo di fronte a una situazione internazionale molto complicata per la quale le istituzioni devono dimostrarsi presenti e dimostrarsi attente a sostegno di queste attività e delle loro filiere. Ma non si parla solo di cereali, a mettere in difficoltà l'agroalimentare veneto anche la pesca, pressoché azzerata la produzione di vongole a causa della cosiddetta noce di mare. La pesca è una emergenza, perché noi con la pesca avevamo un'area veneziano-rodizino che poteva vivere tranquillamente, che aveva un grande reddito, che aveva una grande visibilità, in questo momento soffre. Anche qui dobbiamo in qualche maniera porci la domanda se la possiamo aiutare con il FEAMPA, con fondi europei, perché qui c'è una prospettiva di grande consumo. La priorità, secondo l'assessore all'agricoltura e pesca, è investire su filiere nuove, nel caso della pesca, quello della vongola verace e del granchio blu per creare il reddito alternativo. Intanto si prendono misure e precauzioni per un'estate che si prevede difficile. Ci sono delle previsioni di un'estate torrida. Spero che le previsioni falliscano, siano sbagliate, ma la previsione è un'estate con dei punti di calore durante la notte molto superiori a quelli dello scorso anno. Dobbiamo avere il prima possibile delle piante, delle varietà, delle sementi di tea, no? Applicate, adesso si può fare anche sperimentazione direttamente in campo senza segnale, per cercare di ovviare e superare questi problemi. I Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Venezia hanno recuperato una statua lignea. Era stata rubata, pensate, nel 1977 dal castello di Monselice. A quasi 50 anni dal furto, i militari del Nucleo Tutela del Patrimonio di Venezia, insieme ai colleghi di Monza e il coordinamento della Procura di Bergamo, hanno ritrovato a Zogno, in provincia di Bergamo, una preziosa scultura del XIV secolo raffigurante la Madonna con bambino. L'opera era stata rubata nel 1977 dal Castello Cini di Monselice. All'epoca le fotografie della statua furono inserite nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti dai Carabinieri, uno dei più grandi archivi investigativi al mondo dedicati alle opere
opere d'arte rubate. Si tratta di una scultura lignea policroma a tutto tondo, alta 121 cm, attribuita all'ambito delle botteghe pisano-lucchesi vicino allo scultore senese Francesco di Valdambrino, un manufatto di grande valore artistico e devozionale. Il recupero è stato possibile grazie al monitoraggio del web e all'uso di nuovi strumenti tecnologici e di analisi investigativa, che hanno portato gli investigatori a individuare l'opera in una pubblicazione scientifica e poi a localizzarla nel territorio bergamasco. Su disposizione della Procura di Bergamo, la scultura sarà restituita alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Ruba la bici di un bambino fuori da un bar, gli agenti di polizia lo rintracciano e riconsegnano il mezzo al piccolo proprietario. Era entrato con i genitori in un bar di Tessera lasciando la sua biciclettina sulla rastrelliera, salvo poi non ritrovarla alla sua uscita. Hanno deciso così di denunciarne la scomparsa i genitori del piccolo, disperato perché la sua amata bici era stata rubata. Subito sulle tracce del malvivente gli agenti delle volanti della Questura di Venezia, scandagliate le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale che in poco tempo hanno fatto ricondurre al giovane che aveva rubato la bicicletta. Una volta raggiunto dagli agenti, il ragazzo ha fornito le informazioni utili per rintracciare il luogo dove l'aveva abbandonata. Gli agenti hanno così recuperato e riconsegnato in poche ore la bici al piccolo proprietario, il quale insieme ai suoi genitori ha voluto immortalare quel momento. Da oggi e fino ad esaurimento nelle farmacie sarà distribuito alle giovani donne il braccialetto che rileva la presenza di droga nelle bevande. Vediamo come funziona. Un braccialetto per capire se nel cocktail possa esserci della droga. In occasione dell'8 marzo le ragazze che si recheranno nelle farmacie del territorio avranno in regalo un braccialetto particolare. Che braccialetto è? In che cosa consiste? Come si utilizza? Sì, si tratta di un test delle bevande, posso anche darvene una dimostrazione. È questo test che è in forma di braccialetto e la caratteristica è che è utile a combattere il cosiddetto drink spiking, che è quell'atto di aggiungere delle droghe, degli stupefacenti a delle bevande. E il test ha l'obiettivo di andare a identificare due stupefacenti che sono l'acido gamma idrossibutirico e la chetamina. Quelle che più frequentemente si utilizzano per stordire una ragazza e poi abusare di lei. L'utilizzo è molto semplice. Funziona semplicemente lasciando cadere una goccia di bevanda sul braccialetto e la colorazione assunta dal braccialetto va a indicare un'eventuale positività a questi stupefacenti. È monouso naturalmente. Sì, è monouso e ne distribuiremo 2500 gratuitamente in un centinaio di farmacie aderenti della provincia di Venezia. Se diventerà blu, molto probabilmente in quel bicchiere è stata messa della droga. La campagna Il consenso non si scioglie in un drink è stata promossa dalla consigliera Besio in collaborazione con Federfarma. La Regione fa moltissimo per quanto riguarda il tenere alta l'attenzione nel contrasto alla violenza sulle donne, con degli strumenti normativi, con il coordinamento, con le risorse. Libertà delle donne è un principio non negoziabile, quindi difendere la sicurezza nei luoghi della socialità, del divertimento, significa difendere l'autodeterminazione, difendere il fatto che le donne devono e possono divertirsi senza per questo sentirsi vulnerabili. L'obiettivo che ci siamo dati è quello di lanciare un'iniziativa sociale con lo scopo di distribuirlo gratuitamente e metterlo a disposizione il più possibile appunto al numero più ampio di interessati. Se è vero che ci rivolgiamo tipicamente a un pubblico anziano, che è quello che frequenta di più le farmacie, anche molti giovani vengono in farmacia e fanno domande, hanno bisogno di sostegno, hanno dei dubbi, hanno delle insicurezze, quindi siamo a disposizione. Se la risposta sarà soddisfacente, il bracciale potrebbe anche entrare in commercio. Grande emozione per l'arrivo della fiamma paralimpica nel salotto più bello del mondo a Venezia. Il viaggio della fiamma paralimpica di Milano Cortina 2026 ha avuto il suo momento culminante del passaggio a Venezia con l'accensione dei bracciali in piazza San Marco.
L'assessore alla coesione sociale Simone Venturini ha evidenziato l'importanza dell'evento e di questo gesto. L'arrivo della fiamma paralimpica con l'accensione del braciere, un momento storico per Venezia, e quindi davvero siamo contentissimi di aver ospitato un pezzo di storia che oggi è passata di qui e davvero al segno dell'inclusione, dello sport, della fratellanza paralimpica. Davvero grazie a tutti per questa bellissima serata. Viva Venezia e viva le Paralimpiadi! A dare il via a questo momento di festa è stata Matilde Villa, stella dell'Umana Reyer, ma Venezia ha schierato tutto il suo meglio con il Venezia Football Club, associazioni, enti e i campioni del territorio. Matilde Vella ha acceso il braciere, circondata da una piazza gremita di persone entusiaste che hanno applaudito. La torcia ha percorso un tracciato significativo, celebrando un messaggio di diritti e inclusione che caratterizza le Paralimpiadi, nel segno di Venezia. C'è stata un'accoglienza ancora più affettuosa, ancora più entusiasta. Venezia, come sempre, accoglie con lo sport, i messaggi positivi, questa città meravigliosa che dà il via libera a questa Olimpiade Paralimpica che tutti aspettiamo e che vogliamo sperare avrà lo stesso successo, e per di più amiamo ancora di più delle Olimpiadi perché porta messaggi ancora più importanti e profondi. Viva lo sport paralimpico, lo sport universale. Ed è tutto da Venezia, grazie per essere stati con noi, arrivederci.